Pistoni con le immagini di Futsal Veneto TV in diretta live dalla Belbote Arena per questa prima sfida, due tempi da 25 minuti di parità, i calci di rigore per decretare chi sarà la prima che domani volerà alla finalissima contro Venale. Domani sempre qui della Belbote Arena nella finalissima, in contemporanea si stanno giocando all'Unione di Città di Mestre, quindi tanto recupera il pallone, si vola in velocità Preve, maglia numero 6 per il giovedì mister Visentini, il tiro intanto la laterale con Corbetta per Omrane che va a scaricare, che invece deve difendere e lo farà in tutti i modi. Il tricolore ha vinto lo scorso anno nella finalissima per 3-2 contro l'Itria, intanto esce bene, perde la sfera, il possibile contropiede con Daddio, incesca sul pallone, poi arriva quello regionale, approderà alle fasi nazionali. Questo hanno riso a un Bissuolo che prova ad attaccare ora con Rubrini fermato. Vediamo se sarà anche il minuto di recupero, quello per recuperare il time out del pallone. Ballerini prendo anche il pass per la massima serie con la prima squadra. Attenzione qui, ottima girata, bravissimo Ballerini verso Corbetta, Granzo va via bene, Granzo può dare il break per la sua squadra, Chiapolin mette il pallone, doppia deviazione, esce bene, chiama però in aiuto Granzo che va fuori bene, Granzo lascia il pallone per Omrane, movimento palla in avanti per Corbetta, la palla arriva per Chiapolin che va verso per sé di sinistra, Chiapolin va sul fondo, mette in mezzo un pallone, cerca Corbetta, riparte Pino veloce, c'è Preve sulla destra che riceve il pallone, Preve va a calciare, Visentini sponda Bissuola in piedi dal tiro di Omrane, il corpo Chong fa scudo, non c'è il fallo, bravo Checchino, vede in mezzo un pallone, buon amore, la restante del pubblico amico, si fanno sentire un modo di più, qui del Bissuola, palla intanto in mezzo, il gol, il vantaggio, il Filippo, Nannino, sbuca solitario il 2 del Mestre Fenice. L'errore in fase difensiva, rivediamo nel replay, Iannino bravissimo, azione di mister Campagner, palla per Corbetta, si gioca palo, Filippo, Iannino, la doppietta del 2 Mestrino, aveva segnato soltanto un gol nel girone elite, quest'oggi si mette in proprio, lo rivediamo, sbuca ancora alle spalle della difesa del Bissuola e Melprini esce, Ballerini che arpiona il pallone, lo strappa dal piede di Rubrini, il contro break con il tiro, Preve contro break cercato ora del Bissuola con Chong sul fondo, c'è la vedremo che andrà a calciare tra Chong e Preve lascia l'incombenza, Chong che va a calciare una per Rubrini di testa, poi perde un contatto, riparte la Mestre Fenice con il contropiede, dice di no, può ripartire il contropiede con Piva per il Bissuola, l'apertura per Chong sul fondo in mezzo al pallone, il tocco sotto porta di Samuele Zampedri che riapre la sfida a 5 poco più dalla fine. Che sia stato di Zampedri un autogol, ma gran giocata di Chong sul fondo, no, è di Zampedri. Rane va via sulle corsie laterali di destra, mette in mezzo un pallone che nessun compagno lo va a recuperare, recupera ancora Omrane il pallone, il gol del capitano che riporta su più 2 la Mestre Fenice, Ismaele Omrane, sigillo 14, proteste di Visentin e di Dalio per un presunto fallo di Omrane. Sì, un po' trattenuto, però sembrava pulito l'intervento sul pallone, poi ha scaricato un destro sfruttando anche Campagner. Preve intanto recupera il pallone proprio a metà campo, glielo porta via però ancora, attenzione palla per Piva e Ballerini ha rischiato Ballerini, ma ha fatto comunque una grande parata in scivolata, il pallone che entra l'MLM in porta per il sigillo finale di Tommaso Checchin, il numero 8 della Mestre Fenice, ci vuole anche un po' di culo, ma lo trovi soltanto se dimostri di essere sul pezzo, che uno vorrebbe segnare, ma quanto è importante. E intanto c'è il triplice, fischio finale che manda in estasi la panca della Mestre Fenice che supera la serie tra avversari oggi ma amici fuori dal campo.